Seconda parte di 7 in punto, siamo tornati in studio, la vogliamo dedicare alla questione Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, ma anche queste azioni che all'improvviso hanno perso di valore, le due quasi principali banche del territorio coinvolte in questo, chiamiamolo così, in questo dissesto per i risparmiatori che avevano investito nelle loro azioni, però una situazione che in qualche modo in questo momento viene anche a sovrapporsi a quello che sentiamo delle 4 banche italiane salvate dal governo. Sentiamo anche di un governo che mette a disposizione 100 milioni di euro per sanare le perdite dei risparmiatori, ma per capire cos'è davvero successo, chi ha una responsabilità al di là delle azioni dolose su cui sta indagando la Procura nel caso della Banca Popolare di Vicenza, vogliamo capire che cosa sta succedendo e lo facciamo qui con noi questa mattina. C'è Matteo Cavalcante dell'Associazione per Veneto Banca, un'associazione che appunto rappresenta degli azionisti di Veneto Banca e quindi lei innanzitutto è un azionista. Vogliamo capire, prima domanda, ha acquistato queste azioni consapevole del rischio che potevano subire? Buongiorno, la ringrazio di questo invito. Sì, ero consapevole, fra l'altro io sono azionista di seconda generazione perché mio padre ha acquistato queste azioni ancora quando si chiamava Asolo Montebelluna, prima della trasformazione, prima di questa crescita di una banca che ricordiamo era una piccola banca che nel corso degli anni è cresciuta molto, è arrivata a raggiungere un livello nazionale, quindi una tra le più grandi, tra le big che esistono tra le banche in Italia. Ecco, lei naturalmente ha rappresentato uno scenario agli occhi di tutti abbastanza devastante e quindi mi fa piacere, cercheremo di fare un po' di chiarezza per quanto è possibile, nel senso per gli elementi che abbiamo. Ecco, adesso in questo momento fra l'altro si fa anche parecchia confusione, nel senso che si paragonano 4 banche che sono a tutti gli effetti fallite, che adesso speriamo si riesca in qualche maniera a salvarle, anche perché ricordiamo che da gennaio in poi ci sarà il bail-in, quindi questa nuova norma imposta dalla BCE in cui le banche potranno fallire. Fino a gennaio le banche in qualche maniera venivano, comunque il fallimento era evitato da parte dell'intervento del fondo interbancario piuttosto che dallo Stato, da gennaio questo non ci sarà più. Però le 4 che sono tipo la Banca d'Etruria col decreto salvabanche in qualche modo sono state salvate? Ma vedremo, insomma, sembra di sì. Ecco, però è un caso. Quello è un caso, ecco, non dobbiamo confondere. Allora, Veneto Banca e Popolare di Vicenza in questo momento stanno soffrendo, sono un malato che ha 42 gradi di febbre, però si può ancora salvare. Sono 2 banche che non sono quotate in borsa. Sono 2 banche che non sono quotate in borsa. Quindi acquistare un'azione, parliamo di Veneto Banca, certo, visto che lei è azionista di Veneto Banca, comprare un'azione all'epoca quando le ha acquistate, le ha detto sono di seconda generazione, di una banca del territorio che è diventata una banca big, che cosa significa? Significa non sapere che comunque lei ha detto no, non è vero, il rischio lo conoscevo, però un'oscillazione diversa da quella che ci può essere nel mercato della borsa? Allora, un titolo non quotato, naturalmente un titolo cosiddetto illiquido, cioè sicuramente ha un mercato che è, non essendo quotato, quindi la borsa è un mercato molto liquido in cui si incrocia la domanda e l'offerta, è ovvio che il prezzo è soggetto a una volatilità maggiore, però è estremamente facile vendere il titolo sul mercato. Un titolo come quello delle Popolari, di Veneto Banca Popolare di Vicenza, fino a quando le cose andavano bene, non c'era questa difficoltà nel vendere il titolo, perché c'era sempre una richiesta da parte di un compratore. Avere un'azione di Veneto Banca vuol dire essere soci di questa banca, quindi averne una piccola parte di proprietà e quindi ricevere degli utili. Certo, tra l'altro diciamo, nel corso degli anni queste banche hanno avuto una redditività molto buona.
Quello che invece è successo negli ultimi 2 o 3 anni, la banca è entrata in crisi. Come una normale azienda. Come una normale azienda. Allora, sicuramente in questa perdita di redditività ha inciso il mercato in cui viviamo, in questo paradiso che era il nord-est dal punto di vista economico-finanziario, negli ultimi 3-4 anni è entrato in crisi e naturalmente ha avuto ripercussioni anche nell'ambito finanziario. Insomma, posso fare degli esempi molto pratici. È ovvio che se a un'azienda edile che costruisce non so, un 50, 60 di appartamenti chiede dei finanziamenti in banca e il mercato immobiliare si blocca, a catena, a cascata, l'attività imprenditoriale di questa azienda edile che può fallire va a ripercuotersi naturalmente nel lavoro e nel business della banca. Però se uno è azionista di un'impresa sa che se l'impresa va bene a fine anno si dividono gli utili, se l'impresa va male a fine anno si può rimetterci. Certo. Perché nel caso della banca questo non era così evidente e perché oggi i risparmiatori sono disperati, al di là di una fetta, credo, significativa di persone che devono a questo punto aver sottoscritto l'acquisto di un pacchetto azionario? Io non lo so se è stato accertato, stanno indagando in questo senso nel caso della Popolare di Vicenza, dietro pressioni, chiamiamoli così, se vuoi un mutuo, se vuoi un credito devi sottoscrivere delle azioni della banca oppure una parte del prestito te lo do in azioni della banca. E questo l'inghippo, cioè perché oggi c'è la disperazione per questi titoli non liquidi? Perché non c'era il concetto che la banca potesse fallire? Sì, probabilmente come dice lei, però ho difficoltà in questo momento, sia a livello personale che a livello dell'associazione, a darle delle risposte precise. Perché? Perché c'è una mancanza di informazioni che abbiamo denunciato. La nostra associazione è nata a fine luglio, i primi di agosto. Ecco, perché è nata la vostra associazione? Qual è la posizione della vostra associazione? Mi ricollego subito alla sua domanda. È nata soprattutto per 2 motivi. Uno, la mancanza appunto di informazione, cioè il socio, c'era un silenzio cosiddetto, su me rende molto l'idea, un silenzio assordante, perché noi continuavamo come azionisti a subire un'informativa dal punto di vista degli organi di stampa molto negativa, sempre peggiore, devo dire. I giorni passavano e noi vedevamo dagli organi di stampa, da Sole 24 Ore, dal Corriere, solo segnali negativi. Cioè questa banca e la banca mentre invece non dava nessun tipo di... Che invece ad un azionista c'è un report che si riceve, qual è il rapporto tra la banca e l'azionista nella tipologia direi specifica? Che poi dipende, insomma, poi le banche come le società sono fatte di persone. Io direi che la colpa secondo me è soprattutto da ricercare nell'attuale governance. Cioè dipende dalla governance, da chi sta al comando, rendere più trasparente la propria gestione. Però mi sembra che la governance sia cambiata, no? Veneto Banca. Beh, direi che non c'è stata questa discontinuità col passato, insomma, non vediamo questa discontinuità. Quindi a un certo punto, quando le cose si sono messe male per la banca, mi scusi, cerco di capire. Sì, ma se posso vorrei essere ancora più preciso. Lei consideri che l'attuale CDA ad aprile ha approvato un bilancio con un'azione che valeva 30,50. Adesso ci troviamo con un prezzo di diritto di recesso a 7 euro. Però Consoli da notizia stampa dice il valore è sempre stato di 20 euro. Perfetto, dove sta la verità? Che non è né 30 né 7. Perfetto. Se noi avessimo queste informazioni, l'associazione ha chiesto più volte, ecco, consideri che l'associazione in questo momento raccoglie più di 200 associati e abbiamo un valore in termini di capitale che supera l'8%. Quindi siamo
anche un soggetto dal punto di vista di capitale importante, quindi azionista che pesa. Quindi ecco. l'associazione serve a raggruppare un gruppo di azionisti che fanno l'8%. Che fanno l'8%. Fra l'altro devo dire che il capitale di Veneto Banca è molto frazionato, quindi spesso ci chiamano l'associazione dei grandi azionisti, in realtà non ci sono solo grandi azionisti, ma ci sono anche piccoli imprenditori, casalinghe, insomma anche piccoli soci che hanno poche azioni. Però condividono, credo, che condividono la finalità, che è quella soprattutto di tutelare gli interessi dei soci e di avere un approccio, di far soprattutto canalizzare questa rabbia che verrebbe voglia di andare contro tutti. Invece è sempre stato un approccio costruttivo. È proprio per questo motivo che non siamo riusciti a capire come mai c'è stata questa chiusura totale. Noi abbiamo avuto più incontri con l'attuale CDA, però non abbiamo avuto risposta. Ecco, forse perché c'era un pacchetto di soci azionisti da gestire, che non siete solo voi, perché se non sbaglio voi siete anche di quella linea favorevole alla trasformazione in SPA. Certo. Cosa che in questo momento invece viene un po' osteggiata, perché c'è il timore che trasformando la banca in SPA, e poi lei ci spiegherà cosa significa, certo, da SPA, quindi possibile che venga quotata in borsa, molti risparmiatori pensano di perdere ancora di più quel valore. Non so, se l'azione oggi vale 7,3, il terrore è che possa finire in borsa e valere 0, oppure essere soggetta ad un'oscillazione che è tipica della borsa, non controllabile. Però la mia domanda è questa, poi le lascio la parola. Perché questo rischio viene considerato per la borsa, e non era così evidente che lo stesso rischio c'era anche se la banca non era quotata in borsa? Cioè, forse questo è il passaggio che è mancato anche da parte di chi ha proposto l'acquisto di queste azioni. Ma in realtà penso che il timore principale di chi dice no alla borsa sia una preoccupazione del fatto di non contare più. Mi spiego meglio. La grossa differenza che c'è tra una società, una banca popolare a voto capitario e una società che si trasforma in SPA è che prima contano le teste e poi conteranno il numero di azioni. Quindi cosa dicono chi vota, chi dice no? Dice bene, dopo la trasformazione noi piccoli azionisti conteremo meno. Allora, cosa significa contare meno? Contare meno nel senso... Io penso, non so, al pensionato, alla casalinga. Allora, loro sono preoccupati che arriva il grande azionista che voglia portarsi via la banca e che vuole il male di questa banca. Cioè non avere più... Allora, essere azionista significa, mi scusi se cerco di capire, significa poter andare in banca se hai bisogno di un prestito, sapere che se No, è proprio di incidere sulle strategie future di questa banca, come in tutte le SPA. Un pensionato che ha 20.000 euro, quanto può incidere poi sulla strategia della banca? È questo che sto cercando di capire. Uno dice, vabbè, se sono socio, magari so che se ho una problematica, una difficoltà... No, loro la vedono proprio dal punto di vista di piano strategico futuro, nel senso, se io devo decidere quale sarà il consiglio di amministrazione dei prossimi anni, fino adesso chi sceglieva il nome dei consiglieri all'interno della banca? Era un'assemblea di tipo a voto capitario. Poi andremo magari a vedere come avvenivano queste assemblee, che erano piuttosto manovrate, perché ci sono già degli aspetti abbastanza emblematici, quello che spesso i soci erano anche dipendenti della banca, quindi può capire il conflitto di interessi che poteva sorgere da parte dei dipendenti nell'andare a scegliere un consigliere piuttosto che un altro. Però io vorrei un attimo spostare proprio l'attenzione da questa problematica, perché in realtà in questo momento cosa si sta rischiando? Che è quella la nostra preoccupazione principale, perché io posso condividere sul fatto che probabilmente una società a voto capitario potrebbe avere anche uno spirito più democratico, ma in questo momento noi abbiamo un malato, come dicevo prima, grave. Se noi non facciamo questa trasformazione, rischiamo solo di tenere in ostaggio questo malato e di di ucciderlo definitivamente. Mi spiego meglio. Se ci sono dei passaggi in questo momento che sono
assolutamente necessari. Questa banca non sta facendo più business, sta perdendo redditività, lo dicono gli indici, basta vedersi in qualsiasi bilancio. Ma questo perché il mercato? Perché il mercato e perché la gestione in questo momento, il piano industriale della banca è debole. Lo dicono insomma, i bilanci, gli ultimi risultati. C'era stato detto... era già debole prima che scoppiasse il bubbone? Allora, è ovvio che un piano industriale non è debole dall'oggi al domani, insomma. Infatti non penso che dall'assemblea di aprile ad oggi abbiamo bruciato l'80% della valutazione. Sono stati fatti degli errori in passato, sono state fatte delle acquisizioni probabilmente delle banche estere che non hanno reddito, sono state probabilmente anche il core business della banca è da rivedere. Tutto questo naturalmente ha comportato un'attuale situazione in cui la banca ha bisogno di essere patrimonializzata, ha bisogno di avere un nuovo piano industriale che permetta di tornare a quella redditività di cui le stavo parlando. Per fare questo penso che è estremamente necessario rendere contendibile questa banca e dare la possibilità anche a chi vuole investire all'interno della banca stessa di poter accedere. Quindi abbiamo l'assoluta necessità di arrivare al mercato dei capitali. Per fare questo... Quindi da un sistema chiuso per farci capire, perfetto, a un sistema libero, aperto. Dove noi avevamo tentato fin dall'inizio però era rallentare questo processo il più possibile. Perché? Perché noi spesso usiamo questa metafora dell'atleta. Se un atleta deve andare a fare una corsa ad ostacoli, è meglio che ci vada dopo un allenamento importante con le scarpe nuove oppure che ci vada con le scarpe rotte e dopo magari un mese di malattia. Ecco, noi speravamo in qualche maniera di poter incidere sulle scelte dell'attuale CDA, di presentarci al meglio alla borsa e quindi di in qualche maniera recuperare il più possibile il valore dell'azione. Perché il mercato della borsa, noi riteniamo, insomma, lo dicono, insomma, lo dice poi il mercato stesso, che nel medio-lungo termine il vero valore di un'azione piuttosto di un bene viene decretato dall'incrocio tra la domanda e l'offerta. Però cosa potrebbe succedere? Che se io mi presento nel mercato con una reputazione molto bassa, ci potrebbe essere, nessuno lo compra o comunque ci potrebbe essere un crollo sostanziale. Oppure qualcuno si compra tutto il pacchetto. Perfetto, però soprattutto ci dovrebbe essere un crollo, cioè soprattutto un crollo sostanziale del prezzo derivato soprattutto dall'emotività. Torniamo su questo punto subito dopo la pubblicità perché la questione, come state sentendo, è davvero molto complessa. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio con me Matteo Cavalcanti dell'Associazione per Veneto Banca, ci sta spiegando, ci sta cercando di far capire quale può essere il futuro di Veneto Banca e quali sono i passaggi, no? E perché voi volete una trasformazione in società per le azioni e poi una quotazione in borsa. Io da profana però faccio una domanda. Lei mi diceva bisogna prepararsi, no, alla quotazione in borsa, ma una banca che nasce dal territorio e scala un po' le montagne e riesce a diventare una banca anche di riferimento nazionale dovrebbe essere pronta ad un passaggio del genere. Se non è la banca che è in grado di quotarsi in borsa, che cos'è che non... Mi viene da pensare che probabilmente sono banche del territorio ma rimangono strutturate al territorio e non in grado di competere come le grandi banche. Lasciamo stare poi gli aiuti di Stato, i decreti, che è ovvio, a questo punto mi viene da dire forse le banche grandi, le più vituperate, però per il piccolo risparmiatore diventano più sicure di altre, che è un po' la negazione invece di quello che è la filosofia delle banche del territorio, di cui ne abbiamo sempre sentiti celebrare le caratteristiche. Ma io non ne farei tanto una questione di dimensioni, sicuramente le dimensioni sono importanti, però prima di tutto le banche sono fatte di persone e quindi se parliamo di piano di rilancio, piano industriale nuovo per dare nuova vita a questa banca,
dobbiamo pensare anche a mettere i capitani giusti che possono condurre questa nave. E proprio per questo la nostra associazione sta consultando ormai da un paio di mesi delle persone che devono avere naturalmente si danno per scontato per quanto riguarda l'onorabilità e sì, insomma, infatti, la perché adesso bisogna anche distinguere, nel caso della Popolare di Vicenza c'è un'inchiesta in corso per vedere se qualcuno è stato costretto a sottoscrivere queste le azioni, ma questo è un'altra questione. La cosa che ci interessa soprattutto è che siano persone che ne capiscono di finanza, che abbiano un curriculum che dimostri che nel passato hanno avuto esperienze di successo. E questo permette due cose: una, di rivedere il piano industriale e di poterlo naturalmente condurre, ma soprattutto anche di avere un percepito nei confronti dell'esterno, del mercato e anche degli organi di vigilanza. Non abbiamo parlato fino adesso degli organi di vigilanza, però è fondamentale anche che questo percorso venga condiviso anche con la Banca Centrale Europea. È mancata la vigilanza? Ecco, lì le dico, visto da fuori probabilmente la vigilanza è arrivata troppo tardi, però non sono in grado di dare una risposta di questo tipo. Ma come mai contemporaneamente sia Veneto Banca che la Popolare di Vicenza i due colossi, chiamiamoli così, regionali sono saltati? Perché è saltato il sistema ed entrambe i management, chiamiamoli così, delle due banche non erano pronti di fatto a mettersi in gioco in un mercato che stava cambiando? Una domanda difficile, ma probabilmente hanno fatto dei percorsi comuni, cioè nessuna delle due è riuscita a innovarsi, hanno fatto probabilmente gli stessi errori, hanno continuato a comprare sportelli e hanno continuato a fare la vecchia banca, quella che si limitava a prestare i soldi. Con i tassi di interesse che ci sono oggi e con la crisi che ha travolto le due banche, non hanno capito che forse quella non era la strada. Si pensi solo che sia la Popolare di Vicenza che Veneto Banca hanno continuato a crescere il numero di sportelli, facendo sempre le stesse attività, quando banche come Banca Intesa e Unicredit stavano svendendo e digitalizzando gli sportelli. Bravissima, no? Bravissima. Lo sportello H24 dove tu vai per tutte le operazioni. Probabilmente c'è stata una mancanza di visione. Poi si sono aggiunti altri fattori, come dicevo prima, la crisi di mercato che ha travolto il nord-est. Ecco, però non vorrei vedere solo uno scenario negativo, vorrei anche ci si salva, infatti, perché penso che lei comunque è un azionista di quella banca, allora mi viene da chiedere. Devo essere ottimista, insomma, non devo per forza, pensare ma che qualcuno ha venduto per tempo? C'è qualcuno che, allora in questo senso ci può essere un dolo, ha potuto vendere per tempo? Ecco, e lei che è un imprenditore certo. E anche i rappresentanti della sua associazione, che mi sembra siano azionisti illuminati, insomma, che conoscono quelle che sono le logiche del mercato, perché siete rimasti, perché avete comprato quelle azioni, perché siete rimasti legati a questa realtà? No? Non era meglio a quel punto comprare direttamente delle azioni in borsa di altri istituti o di altre realtà? Non conosco la storia di tutti gli associati, però riteniamo che siamo ancora in un'area tra le più ricche d'Italia, se non d'Europa, ha ancora degli asset, sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca, degli asset interessanti che abbiamo fatto analizzare dai nostri consulenti esterni. Se rilanciati, se pensiamo, non so, Veneto Banca detiene la percentuale, la maggioranza di BIM, che è considerata una boutique finanziaria per quanto riguarda la gestione di grossi patrimoni. Questa è una banca che, una volta ripulita, rilanciata, potrebbe essere uno degli asset principali di Veneto Banca stessa. Come si rilancia? Come si rilancia? Come dicevo prima, c'è bisogno di una nuova squadra, di tirare una riga sul passato. Quindi non quella che c'è attuale? No, riazzerarla? Riazzerare, bisogna riazzerare. L'assemblea dei soci può decretare il passaggio in società per azioni, certo. E quindi automaticamente una nuova governance e un nuovo percorso? Questo sì, più o meno successivamente, infatti capire. Diciamo che il 19 non è la data ultima, perfetto. Il 19 è un passaggio su noi. E speriamo veramente che tutti capiscano che la scelta di passare in SPA è deve essere una scelta proprio
responsabile, quella che non abbiamo alternative in questo momento. Ci vuole la maggioranza assoluta dei soci oppure 2 terzi? 2 terzi. E dopo la trasformazione bisogna già lavorare per il domani, quindi per noi sarà fondamentale che questa banca deve di nuovo tornare a fare business, deve cambiare i vertici, deve cambiare i vertici, deve avere una nuova, ma per forza, se uno vuole cambiare qualcosa... E questi possono essere eletti dall'assemblea dei soci, ecco, chi decide? Perché mi sembra di capire che devono essere delle persone che fanno la finanza di mestiere, no? Certo, dovranno, per quanto riguarda i requisiti dei nuovi, diciamo, consiglieri, devono essere anche dei manager, devono avere un profilo naturalmente finanziario e non solo, perché poi bisognerà pensare anche a un modo diverso di far banca. Certo. Non so, se mi viene da pensare, alcuni sportelli probabilmente si trasformeranno in negozi di servizi finanziari, quindi non faranno la classica attività bancaria, ma faranno dell'altro. Ci sarà sicuramente una razionalizzazione dei costi. Questo che però non vuol dire che il migliorare quello che è un bilancio, una banca, è solo tagliando i costi. E quindi licenziando le persone. Ecco, infatti, perché questo sembra sempre il messaggio, la prima cosa che dicono tutti, tagliamo. No, perché chiudere filiali. Lo sportello fisico non è detto che eliminare, magari il personale viene accentrato in una realtà anche virtuale, chiamiamola così, che non ha più la necessità di una struttura fisica, quindi già sono dei costi, oppure reinventato il sicuramente ruolo. Dovremo raggiungere non so se penso a alcuni indici fondamentali, il rapporto tra ricavi e costi dovranno essere in linea col mercato, in questo momento non sono assolutamente in linea col mercato, quindi sicuramente dovremo cercare di fare anche dei compromessi, quindi è innegabile che dei tagli ci saranno, però speriamo che più dei tagli sarà interessante quello di una nuova struttura organizzativa e un piano di rilancio credibile. E se non ci fossero i 2 terzi per il passaggio in SPA, qual è lo scenario che si apre? Spero che non ci sia questo scenario B, insomma, perché... E tornando ai piccoli risparmiatori, no? Perché lei insomma, ha delineato molto bene il suo ruolo di azionista, certo, e i vari passaggi, ma quelle persone che oggi si dicono disperate, c'è anche una persona che si è tolta la vita, non è nel caso di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, queste persone che tipo di messaggio dare? Perché forse anche sull'onda emotiva allo stato attuale hanno azioni che valgono meno, però certo, probabilmente una volta quotata la banca in borsa possono sì perdere tutto ma anche ritornare, cioè allora ecco, lei ha toccato, che cosa dire a queste persone? Allora, intanto ha toccato un aspetto fondamentale, che votare no alla trasformazione potrebbe essere infatti quello di perdere tutto, perché almeno uno si trasforma, va in borsa, magari ottiene quei 7-8 euro. Se perdono tutti magari c'è lo Stato che mette, perché lo Stato ha deciso questi 100 milioni cosa servono? Ma poi lei pensa che con 100 milioni no, risolviamo? Assolutamente ecco, no, 100 milioni stiamo parlando sono... di miliardi, quindi ecco, io direi che lasciamo perdere, c'è chi dice che lo Stato interviene, oppure c'è gente che vuole fare causa. Quindi in questo momento non c'è proprio niente da rischiare? Beh, non c'è niente da rischiare, è l'unica via possibile questa, ecco, però su un aspetto io vorrei far chiarezza, c'è una differenza sostanziale tra prezzo e valore dell'azione. Mi spiego meglio, quando andremo in borsa avremo un prezzo che crollerà, che potrebbe addirittura quindi 7,3 oggi potrebbe arrivare anche a 5, a 4 euro, ma quello è il prezzo dell'azione. Soprattutto nei primi giorni di borsa, proprio per un'emotività, per una reputazione bassa di cui parlavamo prima, il prezzo potrebbe crollare di molto, che però non vuol dire che il valore effettivo di quell'azione sia 3-4 euro. Mi spiego meglio. Per calcolare il valore di un'azione, adesso semplifico, uno potrebbe prendere i tangible asset, cioè tutti gli asset che posso toccare della banca, quindi mi dimentico di tutti quelli che sono gli avviamenti o altri aspetti, divido per il numero di azioni. Cioè, fatturato della banca? No, proprio il patrimonio della banca. Il patrimonio della banca. Quindi patrimonio il patrimonio, il valore di questa, come potrebbe essere il valore di una società. Come fa uno a valutare una società? Prende il patrimonio e lo divide per il numero di azioni. Da questo calcolo viene fuori il valore dell'azione. Se il valore, le dicessi, fosse 17-18 euro e l'azione va a 4 euro, lei cosa farebbe? Beh, se fossi uno che
gioca in borsa, nel senso ne compro tante e le metto da parte, poi spero che prima o poi si rimetta in piedi, le compra 4 e poi ho un valore di 17. Vedi, quindi è anche un'opportunità. Però, allora, la questione, e siamo in chiusura, è sempre quella. Chi è consapevole di questa manovra lo fa e da che mondo è mondo la borsa funziona così? Perché tutte queste persone che si sono ritrovate con i risparmi di una vita? Questa è la domanda, perché evidentemente qualcuno gliel'ha passato come un investimento blindato, sicuro, dove il capitale iniziale non sarebbe mai stato toccato, perché non parliamo solo di azioni ma anche di obbligazioni. Perché è sempre stato così e quindi si cercava di dire guarda, prezzo. E quindi il bail-in in questo caso è una norma che dice la banca può fallire? Certo. E chi ci rimette è chiunque ha i soldi oltre i 100.000 euro, ma anche no? Sì. Io ringrazio, reinvestirebbe di nuovo in azioni di Veneto Banca? Con un nuovo piano industriale e con una nuova governance, sì. Io ringrazio Matteo Cavalcante, l'Associazione per Veneto Banca, non so se abbiamo così illustrato qualcosa di una vicenda molto complessa, noi continueremo a seguire la questione. Grazie a voi per essere rimasti con noi a 7 in punto, arrivederci. Arrivederci.